Anche la sanità padovana è pronta a fare la sua parte nell'assistenza ai profughi ucraini che stanno cominciando ad arrivare in Veneto. Il coordinamento dell'accoglienza partirà naturalmente dalla regione, mentre l'azienda ospedaliera di Padova, grazie anche alle sue eccellenze internazionali, si è già attivata per fornire servizi a partire da quelli più quotidiani come i tamponi. Disponibilità ad eseguire tamponi, disponibilità ad eseguire vaccinazioni, disponibilità ai ricoveri, sia per quanto riguarda ricoveri diurni sia ricoveri ordinari, disponibilità a effettuare visite specialistiche là dove servono. Dopo i primi arrivi, infatti, si è attivata la macchina sanitaria e in particolare a Padova sono arrivate richieste di chiarimenti o di intervento per i casi più difficili che necessiteranno di un ricovero o di terapie particolari. Ovviamente, ad esempio, tutta l'attività pediatrica, da sempre abituata ad accogliere e assistere minori in situazioni difficili, anche provenienti dall'estero con patologie gravi, è pronta a entrare in azione senza particolari criticità. Abbiamo avuto qualche chiamata per capire una disponibilità per qualche ricovero molto particolare. Si parla di soggetti con patologie, come dire, pesanti, gravi, in particolare in età pediatrica. Il primo passaggio è quello dell'arrivo di 65 persone al seminario minore di Rubano, la maggior parte dei quali sono minori, anche senza familiari. Da loro, attraverso chi li assiste, partirà la verifica della situazione sanitaria e l'eventuale necessità di visite, esami o ricoveri.